Buonasera a tutti, ciao Rosalia. Oggi, diciamo, 15 ore fa, tutti i ragazzi sono davvero impazziti. In effetti, il famoso gioco Fortnite è stato risucchiato da un buco nero. In effetti, milioni di utenti hanno provato a giocare online, ma non c'è stato nulla da fare. Improvvisamente, diciamo, è uscito questo buco nero, quindi il gioco è scomparso. Quindi, secondo molte persone, o è finito il gioco, ragazzi, oppure ci sarà una 11ª stagione, come dicono. Quindi, in effetti, è finito. Anche sui social c'è chi specula sul fatto che però potrebbe essere la fine del gioco. In effetti, quindi finisce Fortnite e basta. Anche perché mi pare che era la 10ª stagione e quindi forse credono che questo buco nero, cioè la fine del gioco, sia dovuto perché vogliono lanciare, diciamo, la stagione numero 11. In effetti c'è stata una prima pioggia di meteoriti e poi è apparso questo famoso buco nero. Quindi diciamo che la cosa è stata così forte, è pazzesco perché io già mi immagino milioni di persone lo shock che hanno avuto quando stavano ancora connesse e guardavano l'immagine del buco nero su Twitch, quindi i social che condivide i video di giocatori. Quindi adesso staranno in astinenza tutti dal gioco. E anche chi non riesce più a giocare, voglio dire io, no? Finché sono ragazzi ci può anche stare, per l'amor di Dio, siamo stati tutti appassionati dei videogiochi e di tutto, però ho visto davvero che questo Fortnite lo giocano anche persone grandi, ma 30-40 anni e stanno dalla mattina alla sera vicino a questi cosi. Dopo, quando io dico vicino ai miei amici, che a volte che hanno la mia stessa età, che cosa hai fatto ieri, no? Avevo da fare una missione su Fortnite. Cioè, io dico, ma stai bene o non stai bene? Quindi diciamo che parecchie ore non è stato possibile neanche accedere agli altri giochi della compagnia, che questa, se non mi sbaglio, è la Epic che fa questo gioco. Quindi anche io ho la PlayStation 4, non lo metto in dubbio, ragazzi, però ci gioco di tanto in tanto. Non è che sono proprio un maniaco che sto ore e ore, diciamo, sulla PlayStation. C'ho anche, diciamo, i giochi anni 80, un simulatore, però in effetti non è che mi sto tutto il giorno lì azzeccato proprio come dico io come i miei amici che poi hanno la mia stessa età, quindi quando ho letto questo articolo ho detto questo lo farò sicuramente perché manca a farlo apposta. Fortnite è stato risucchiato da un buco nero, quindi i miei argomenti preferiti, diciamo, quindi ho detto lo devo dire questo, quindi questo lo dedico ai miei amici che ancora a 43 anni stanno su Fortnite, quindi questo video lo dedico a loro, quindi adesso ragazzi guardate il buco nero, quindi guardate com'è è bello così vedete un po' di immaginazione. Quindi diciamo che secondo le fonti ufficiali oltre 100.000 persone guardavano l'immagine, mi viene da ridere, perché già immagino la faccia di tutti questi utenti connessi che guardavano questo buco nero e dice il gioco dove sta? Giustamente anche insieme alle lamentele di chi non riesce più a giocare. Dalla Epic ancora nessuna notizia su perché sia deciso, diciamo si sia deciso un finale così cruento, diciamo. Quindi è arrivato improvvisamente questa cosa, non è che c'è stato un avviso, una cosa. Quindi adesso, secondo la stessa compagnia, adesso è possibile accedere ad altri giochi, mentre per Fortnite ancora nulla, quindi non si sa se faranno l'11ª stagione oppure se Fortnite finisce definitivamente qui. Quindi secondo me staranno ancora scioccati ragazzi. Ragazzi, ve lo dico sinceramente, no? Andate a trovarvi una moglie, fate prima, quindi posso capire i ragazzini di 15-16 anni, ma io so che Fortnite lo giocano persone di 40, 35, 38,
Quindi dopo i 25 anni, ragazzi, un consiglio da parte mia, ma non un'offesa, non la prendete a male, andate a, andate a lavorare, andate a trovarvi una moglie, è meglio. Quindi non state ore e ore vicino a una cosa che poi, come dice mia mamma, vi rincoglionite nel vero senso della parola. Pure io da piccolo ci stavo e mamma mi diceva la stessa cosa, ma scendi e vado a trovare una moglie. E avevo 15 anni, figurati. Invece oggi tutti quanti connessi con sto Fortnite. Pure io, un sacco di amici, ma stasera che fai? No, tengo la missione in coppa a Fortnite. Poi tutti quanti con le cuffie che parlano fra di loro, che vanno a fare la missione. E dai ragazzi, che qua abbiamo 40 anni. Era meglio Mario Bros, gli altri giochi, diciamo, quelli là così. Pac-Man. Invece adesso tutti già li vedo, perché giustamente poi li vado a vedere gli amici miei, tutte con queste cuffie nelle orecchie, quello parla con quello parla con quello. Mi raccomando, tu vado di qua, io vado di qua, vanno a fare la guerra in poche parole. Quindi proprio diventano proprio dei malati di gioco, in effetti. Io è vero, pure io sono stato ragazzo, però non mi mettevo tutti i giorni incollato. Io invece so amici miei, amici pure più piccoli di età, che la mamma la sento urlare nel palazzo che dice togliti da sto cose, vado a trovare una moglie. C'è gente di 30 anni che la mamma nel palazzo qui urla e dice ragazzi, ma voi tenete 30 anni, ma fratelli e fratelli che si sfidano su Fortnite, no, davvero è ridicola la storia. Quindi pure qua a Salerno, a Marierno, li sento ogni tanto urlare le mamme e volano zoccoli e tutto qua, perché qua come arma diciamo di difesa ci sta ancora lo zoccolo, quindi nelle case tipo anni 80 vola lo zoccolo, in effetti la cucchiarella, il mestolo, quindi come arma a lungo raggio ci sta ancora da noi il famoso zoccolo degli anni 80. Quindi diciamo in estate quando i ragazzi non vanno a scuola qua è d'obbligo avere gli zoccoli ai piedi, così male che va lo puoi colpire da lontano. Quindi è così, perché immaginate tutti i giorni che stanno chiusi nella stanza la mamma che vuole fare i servizi in casa e quelli che stanno azzeccati vicino a Fortnite. Vabbè ragazzi, meglio così, adesso guarderete questo bel buco nero. E adesso non si sa se ci sarà l'11ª stagione, però guardate il lato positivo, hanno sbloccato gli altri giochi, quindi cambiate gioco ragazzi. Perlomeno questo qua, adesso devo chiamare i miei amici e dire adesso vogliamo fare una partita a Fortnite. Voglio vedere che mi dicono. Sai quanti santi mi buttano? Mamma. Vabbè ragazzi, ci sentiamo, quindi giocatori di Fortnite. O è finita la stagione, è finito il gioco. Secondo me dovete cambiare gioco. Ciao a tutti ragazzi.